Ecco le prime due donne che in caso di vittoria lo affiancheranno nella squadra di governo a Palazzo dei Giganti. Giuseppe Arnone, candidato sindaco al comune capoluogo, le ha presentate questa mattina. Lei è Cinzia Schinelli, dirigente all'ASPI di Agrigento. Lei è Rosa Galluzzo, laureanda in giurisprudenza, imprenditrice nel settore turistico, entrambe pronte a tuffarsi in questa nuova esperienza. Cosa l'ha spinta ad accettare questa sfida accanto ad Arnone? Sicuramente la determinazione con cui mi ha descritto il suo programma, ancorché per sommi capi, che mi vede partecipare a lui più che altro per la grinta che io metto in tutte le mie cose e per la passione che metto in tutte le mie cose. Ovviamente faccio riferimento in modo particolare al mio lavoro. Rosa Galluzzo, una giovane, una breve parentesi nell'EPD e adesso a fianco di Arnone. Sì, devo dire che io credevo molto nel progetto politico del Partito Democratico, del resto la mia collocazione naturale è sempre stata quella riferibile al centro-sinistra. Il problema è che non ci sono state le condizioni, perché quando si deve far parte di un partito che rimane bloccato in vecchie logiche, fondamentalmente poi viene la rassegnazione. Due scelte, quella di Schinelli e Galluzzo, che hanno una loro precisa logica, ha osservato Giuseppe Arnone. Eccola illustrata. Perché do la preferenza alla qualità e al messaggio da mandare agli agrigentini rispetto ai comandamenti dei deputati e degli onorevoli. Per la terza donna da disegnare, ultime ore per il pressing su Olimpia Campo. Sì, dedicherò la giornata di Pasqua e il lunedì di Pasqua a convincere la Campo ad accettare l'incarico di vice sindaco, compatibile con i suoi impegni importanti professionali. E per restare in tema di donne, Arnone, che avrà alle sue spalle una lista per così dire tecnica, cioè che non dovrà essere votata, ha lanciato una proposta, quella di potenziare la lista Agrigento Bene Comune, che ha come candidato sindaco Giampiero Carta, con la presenza di personalità vicine a lui, come Claudia Casa. E questo, secondo Arnone, per aiutare la sinistra agrigentina a superare lo sbarramento del 5%, ma la risposta è stata negativa. Non ci possono essere ambiguità nella competizione elettorale, non possiamo, sono le parole di Lillo Miccichè, coordinatore provinciale di SEL. E sempre oggi Giuseppe Arnone ha anche annunciato, abbandonando questa volta il gentil sesso, il ruolo che assegnerà, se dovesse vincere la sfida elettorale, al suo amico di sempre, Nuccio Dispensa, figura di primo piano del giornalismo radio-televisivo, oltre che affermato scrittore. Sarà il sindaco di Agrigento per quanto riguarda il mondo della cultura, sarà lui il delegato permanente a presiedere il Teatro Pirandello e tutte le altre vicende connesse al Teatro Pirandello e alla cultura cittadina.